Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a tutti voi, siete sempre collegati sulle frequenze di Radio Libertà. Questa è Chilometro Zoom, anche se Natalia non mi ha messo la sigla, ma avete già cacciato. Buonasera a te Natalia e buonasera anche a quell'uomo che si nasconde nell'oscurità della radio, nelle frequenze della radio. Parla da un luogo oscuro che nessuno sa dove parla, in un posto nascosto. Eppure lo sentiamo tutti i pomeriggi e stasera ancora qui su Chilometro Zoom. È lui o non è lui? L'imponente, l'imponibile è bello, sta molto da 7:30. Antonino Danna! Buonasera, no, io stasera vi dico la verità, intanto buon lavoro Natalia, ben trovata anche a te, caro Lorenzo, buonasera. No, io vi dico la verità, sono un po' perplesso stasera. Perché sei perplesso? Dimmi, Ma perché, guarda, ti dico, un'oretta fa esco per andare a fare rapidamente la spesa con la mia signora e a un certo punto arrivo in un supermercato, non dirò la catena. Sì. Ok. E in questo supermercato, mentre mi stavo avviando alle casse, passo dalla parte dei dolci e vedo che alla mia destra scaffale con panettone e pandoro. Alla mia sinistra scaffale con le granite da mettere nel freezer. Allora uno dice: A, fate pace col cervello e col calendario. B, che tristezza questa società in cui non c'è più il piacere dell'attesa. Cioè oggi è il 31 di ottobre, ma che cacchio c'entra Natale? Che c'entrano panettone e pandoro il 31 di ottobre? Caro amico mio, è già da qualche settimana, mi spiace deluderti. Sì, no, anche settimana scorsa. Infatti c'era già la settimana scorsa e quella è la cosa tragica. Per carità, settimana scorsa l'avevo già visto, però sai, non ero arrivato a questo controsenso assurdo, cioè alla mia destra Natale, alla mia sinistra ancora l'estate, alla mia destra Zoom, alla mia sinistra Capitaneria di Porto, cioè che vogliamo fare? Non c'è più stile, te sei un uomo di altri tempi, sei il nostro Antonino analogico, in cui c'era da aspettare, in cui registravi, se volevi rivedere una cosa più volte la dovevi registrare sul VHS e andava Mamma bene, mia, che schifo il VHS.
No, non c'è. Come che schifo? Non ti piaceva? Il No, ancora, VHS è una cacata immane che non riesce a mantenere nemmeno la qualità dell'immagine nel tempo, a parte il fatto che era veramente scadente come sistema il VHS, te Vabbè, prego. però era il Lo momento sai in che cui cosa ha imposto eh, il VHS? Il mercato del porno. Perché il in mercato- realtà il Betamax o il Video 2000 erano nettamente superiori al VHS. Adesso andiamo troppo sui tecnicismi e Eh, già vuoi fare un po' lo sborone, abbiamo capito. Comunque, per ricordarvi che il nostro benvenuto è sempre con il mitico Frank Zappa, avete ascoltato un pezzettino che viene proprio da tempi d'oro del mitico Frank, quindi il 78, che insomma sono dei grandissimi musicisti, ma come ha sempre avuto, ma gli anni 70 per Frank secondo me sono gli anni migliori, dove ha dato il meglio di sé, era proprio, diciamo, dedicato a questo giorno, a questo 31 ottobre, che naturalmente negli Stati Uniti viene festeggiato in una certa maniera, e quindi insomma la notte di Halloween Frank dava sempre il suo show. Qua era New York City, insomma, un grande pezzone, un grande pezzone. Oggi però purtroppo dobbiamo collegarci e andare subito a parlare di qualcosa di triste, quindi facciamo un po' gli abbellinati, scusate il francesismo ligure, facciamo un po' gli stupidini, ci divertiamo, scherziamo, ci prendiamo in giro, Antonino, ormai siamo più che amici, due fratelli, ma purtroppo oggi dobbiamo anche parlare di alcune cose che accadono, mondo agricolo, problemi, e è bello a volte riuscire a intervistare su queste frequenze degli imprenditori, belle realtà di successo, quando parliamo di vino, parliamo di territorio, però molte volte purtroppo dobbiamo continuare a fare puntate di denuncia di problematiche. Politica agricola comunitaria sarà una seconda parte, vi diremo cosa c'è in agguato in Europa, perché l'Europa, come dicevamo e abbiamo da spoilerato qualche settimana fa, vuole prenderci per la gola, ci vogliono prendere un po', insomma, come succede sempre, quasi proprio per la fame, no? Per quando tocchi il settore agricolo e tocchi il bilancio del settore agricolo è sempre quel problema che, insomma, vai ad agire su delle necessità primarie, perché vedremo come è diventata e si potrebbe inserire questa condizionalità nella futura programmazione PAC. Quindi l'Europa, se non fa i compitini a casa, potrebbe chiudere alcuni rubinetti che sono strutturali per il sostentamento delle aziende agricole. Non so se sentite il mare, perché per isolarmi e trovare un posto un po' più isolato, un po' senza troppi rumori di persone, praticamente sto facendo il bagno d'inverno, quindi spero di non sbagliarmi mentre parlo con voi e mettere i piedi in acqua. Però detto questo, invece nella prima parte, non so se Natalia, il nostro ospite, è già in linea, aspettiamo qualche minuto a chiamarlo comunque, se vuoi dire intanto qualcosa a te Antonino, parleremo della tematica della pesca. Già la scorsa settimana vi abbiamo detto che c'era un problema, no? Il fermo aggiuntivo per le imbarcazioni che svolgono la pesca a strascico, problemi europei, problemi italiani, romani, ministero, che minacciavano. Questa minaccia è arrivata ed è un bel problema, perché da Ventimiglia fino al nord fino al nord della Sicilia, quindi quella zona che tecnicamente si chiama GSA 9, sarà impedita la pesca. Quindi un altro mese aggiuntivo, un grandissimo problema per la pesca, un grande problema anche per noi consumatori, perché ragazzi non si scappa, eh? Se non ci sono i pescatori in mare vuol dire che tutto quello che mangiamo è roba che viene da fuori, di scarsa qualità e dubbia freschezza. Antonino. Poco da aggiungere, il fatto è che questo paese deve difendersi con le unghie e con i denti in Europa, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, e lo deve fare a tutti i costi, questo perché altrimenti questo è uno spazio che occupano automaticamente gli altri e noi non riusciamo, devo dire, non c'è questa percezione in Italia del ruolo che giocano i nostri agricoltori, non c'è questa percezione del fatto che è un settore importante, perché l'Italia purtroppo, per una sorta di forma mentis culturale, negli anni 60 ha voltato le spalle sia al mare che alle campagne, c'è stata questa fuga verso la meccanizzazione e quindi pare oggi che probabilmente c'è chi pensa davvero che i polli nascano con 6 cosce e così via. Per cui
è proprio questa assenza di attenzione, aggiungerei anche di rispetto verso chi lavora nel settore sia Ma poi agricolo che appunto ittico. Mentre invece guarda per esempio la Francia, se si parla dell'agricoltura française, si parla di questo e di quello, oh la France, la grandeur, quanto siamo bravi, la qualità dei nostri prodotti, addirittura il semaforo che il prosciutto di Parma faceva male, mentre invece la bibita gassata andava bene. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? proprio così Antonino, proprio così Antonino. È proprio di quello che si perde il contatto e soprattutto molte volte si va per stereotipi, no? Si creano anche dei nemici. In questo caso ne parleremo con Giovanni Lococco. Non so, Natalia, se è già in linea, se lo puoi chiamare e contattare un attimino, così vediamo poi di parlarne con lui, perché almeno ci prenderemo i tempi giusti. No, perché ad esempio Giovanni in questo momento anche lui ha tirato, diciamo, continua a parlare di pesca, ma addirittura ha dovuto abbandonare quasi Giovanni c'è. definitivamente. Ok, e allora tanto diamo la parola al nostro amico Giovanni Lococco, che è un pescatore siciliano, un amico con cui abbiamo questo rapporto penso di estrema confidenza, amicizia e anche ogni tanto di grattelle, come si dice, perché ci piace litigare insieme, ma ci lega una grandissima amicizia nel tempo, anche da quando ero in Parlamento, i primi confronti, tante volte siamo visti in Sicilia. Adesso questa situazione che l'abbiamo già spiegata un po' Giovanni ai nostri radioascoltatori, che prova a colpire anche un settore che, guardate la cosa drammatica, e veramente mi spiange anche il cuore a dirlo, no? Queste persone in questo momento sono obbligate a fermarsi un mese in più. Poi con Giovanni capiremo le cause, capiremo quello che si potrebbe fare, capiremo tante cose, ma l'indifferenza di tutti noi, no? Perché si chiama pesca a strascico, e quindi già parliamo della la pesca, quella che si svolge in Italia, tanti lavoratori onesti fanno una vitaccia in mare, una pesca che viene completamente, che è legale, lo ridiciamo, perché ogni volta diciamo la pesca non è vietata, esiste, deve seguire delle regole, ha delle regole di distanza dalla costa, chi sbaglia viene sanzionato, chi sbaglia a usare maglie più piccole viene sanzionato, ma è una pesca legale, lo ripetiamo, che si può fare. Ecco, questo settore completamente dai media nazionali, completamente, perché sembra quasi che se vessiamo questa tipologia di pesca, lo dico da uno che non fa questa pesca, io nell'altra mia vita facevo il pescatore di acciughe, in diverso sistema di pesca, ma chi fa questo sistema di pesca sia quasi già, tipo per dire, un delinquente che va fermato, quindi gli facciamo poco male. Ecco, mi fa male anche un po' la risposta, quindi cominciamo a studiare, a conoscere le cose, no? A conoscere i settori della pesca, a capire che se non ci sono queste persone noi mangiamo solo prodotto importato e la nostra pesca a strascico sicuramente non è come quella che avviene nei grandi oceani, che sono barche naturalmente grandi, perché quando cliccate su YouTube dopo che ascoltate il mio monologo, che adesso poi lascio la parola all'ospite, andrete e vedrete queste barche enormi, no? Tipo, non sono quelle barche lì, non è quella pesca lì, non è la pesca oceanica, non è pesca su quei banchi dove avvengono quelle bordate di pesca, sono barche anche abbastanza grandi, ma nell'ordine di 10 volte inferiori rispetto a quello che potete vedere. Sono barche che possono arrivare al massimo sopra i 30 metri, ma la maggior parte sta tra i 15 e i 21, e sono piccola pesca. Sono comunque pesche che persone che sbarcano lunari, arrivano in terra e comunque garantiscono un prodotto fresco sulle tavole degli italiani. Giovanni, raccontaci un po' quello che sta succedendo e come sta vivendo soprattutto il settore questo momento molto difficile, perché è appena finito il mese comandato di fermo biologico, spese, cantiere, reti, pagare gli operai, famiglie, spese che uno ha affrontato, e dalla sera alla mattina gli si dice tu adesso devi fare un mese in più, con i ritardi che ci spiegherai tu sui pagamenti. Giovanni. Allora, buonasera. Ben trovato. Ben trovato anche a te, carissimo. Come ha detto bene Lorenzo, allora è un'attività a tutti gli effetti legale. È una situazione attualmente che si lascia solo immaginare padri di famiglia che da un mese non portano un euro a casa e che poi sono obbligati
alla fine del primo mese obbligatorio imposto tramite decreto, e già sapevano che dovevano fare, si sapeva soltanto che si dovevano fare quelle 30 giornate, e poi ti ritrovi a 5 ore di distante alle 17 come ieri, e stamattina pensate che a mezzanotte terminava il fermo, si concludeva il fermo obbligatorio delle 30 giornate, e ci viene imposto un prolungamento di 30 giornate. Dicono che verrà retribuito, ma ancora attendiamo pagamenti del 2022, 2023, 2024 che sono miseria, perché non basta l'importo a pagare i costi di gestione della cantieristica. Il pescatore percepisce 24 euro a giorno, togliendo le domeniche sono nella media 580 euro, che quelli dell'anno scorso, tutt'oggi ancora, non sono stati dati, cioè non sono state pagate dallo Stato. È una situazione che giustamente già siamo in via di estinzione, manca un cambio generazionale. Quei marinai che sono imbarcati a bordo, come fai a trattenerli per un altro mese? E non mettiamo a conto il mese di dicembre, che il tempo sfascia. Lo scorso anno si sono fatti solo 6 giorni di pesca a dicembre. Poi ci ritroviamo un altro beffa, un altro danno enorme nei nostri mercati ittici. Dove arriva lo sgombro? Dalla Spagna, dalla Francia, le triglie di scoglio con le seppie, pesce di allevamento da tutte le parti, che non ha senso. Cioè il danno che viene Giovanni? È caduta Abbiamo la perso, linea, abbiamo tra perso, poco abbiamo lo perso. recupereremo. Va bene, lo raggiungeremo. Però è questo quello che diceva Antonino. E Sì. poi se mai ti lascio un commento affinché non lo Vai pure. riprendiamo, Giovanni. Ma è proprio legato anche a quello che diceva. Si aprono, quando questo succede quasi in tutti i settori, quando te è una difficoltà, poi si aprono dei mercati, delle fette di mercato ancora più ampie per le importazioni nel nostro paese. Ed è un grandissimo problema. Quindi state anche molto attenti ai consumatori. Domani mattina, quando vi ritroverete, magari andare a mangiare, magari è un periodo che si cerca di meno il ristorantino che dà il prodotto ittico, andare a mangiare il pesce, ecco, perché è più una cosa estiva, ma non fatevi ingannare. Non dite, la paranza del mio amico, è il fritto di paranza del mio... No, sì, può venire dall'Adriatico, l'Adriatico sta lavorando. Ma quando parliamo di parte tirrenica, quindi parliamo di chi, i nostri ascoltatori che stanno sul versante, non credete, me l'ha portato, sono andato. Già molte volte quando lo dicono così, vabbè, insomma, sarebbe da aprire un capitolo. Giovanni c'è di nuovo. E quindi state molto attenti, lascio la parola a Giovanni che continua lui, anche in quello che trovate sul mercato e che trovate al ristorante in questo momento. Giovanni, continua pure. Allora, ritorno ai mercati ittici, che ci ritroviamo invasi con una sleale concorrenza sia dei paesi rivelati e sia anche dei paesi che stanno tutt'oggi nel West Med, che parliamo del piano di gestione del Mediterraneo, dove ne fanno parte 10 paesi, compreso Italia, su queste restrizioni, ma poi ci ritroviamo a questi soggetti che lavorano e noi ci tolgono la giornata se usciamo alle 11 di sera e rientriamo l'indomani pomeriggio alle 16, ci fanno 2 giornate, ci calcolano 2 giornate di pesca. È da premettere che senza lo strascico non si può vivere, perché la plastica che recuperiamo nei fondali, la pulizia dei fondali che facciamo, quella plastica e tutti quei rifiuti speciali che noi riportiamo poi in banchina e sbarchiamo, non è che li riporta a terra qualcuno. Siamo bersagliati da un sistema dove non c'è un piano di gestione, dove solitamente a Roma nei tavoli tecnici va gente che con le marinerie locali non dialoga, quando si può trovare un sistema con dei piani di gestione dettate dai pescatori stessi e tranquillamente rispettando anche quelle restrizioni, e non così a casaccio, tempo 24 ore, tempi corti, 5-6 ore, ti esce fuori un decreto così e ti ferma e ti prolunga senza essere avvisato in tempo, con delle marinerie così messe in ginocchio. È una cosa assurda. Poi anche il divieto di pesca per i palangari a merluzzo è anche
chi con gli attrezzi da posta, senza nessuna retribuzione, da un momento all'altro. Ma i pescatori fanno spese, fanno gasolio, hanno scadenza a fine mese. Non è che fanno il gasolio e lo pagano all'istante come se siamo milionari. E il gasolio si paga una volta che si fa consumare, si stacca l'assegno a 30 giorni. E chi li paga i fornitori a scadenza di 30 giorni quando si doveva riprendere di nuovo in mare? Il problema è quello. Abbiamo i mercati, come detto, invasi da pesce importato, quando noi abbiamo i mari strapieni di pesce e dobbiamo pescare il nostro pesce e non di importazione. E poi ci ritroviamo in ginocchio così a fare la lotta tra i poveri, tra marinerie e marinerie, perché appunto trattando diversi mestieri si va a finire così, e non è una cosa che va bene. Roma deve iniziare ad ascoltare i pescatori direttamente e non prendere decisioni a casaccio anche 5-6 ore prima che si conclude il fermo e uscire con un decreto così perché è deciso in quei tavoli da soggetti anche di associazioni, vi permetto, che non dialogano con le marinerie, ma assolutamente. Questa Se è posso aggiungere, veramente... ti ringrazio Giovanni, no, se posso aggiungere una cosa, poi lascio una considerazione finale a Antonino, poi ti salutiamo perché so che sei impegnato, quindi poi ci aggiornerai magari come evolve, perché poi dobbiamo capire se arriveranno veramente dei ristori veloci, importanti, perché qua è stata una mancata pianificazione, gestione, ricerca. Vorrei fare un'osservazione, spero di farla cogliere ai radioascoltatori. Intanto Giovanni ha specificato molto bene come vengono chiusi anche altri sistemi di pesca, perché la specie bersaglio che viene considerata sotto stress è il nasello, no? Il merluzzo, per capirsi, no? Come viene chiamato, noi lo chiamiamo più nasello, però è proprio capire che se tu avessi la possibilità di gestire bene, con sapienza, con intelligenza, con studio la pesca è un'attività di prelievo di fauna selvatica e praticamente tu potresti prendere qualcosa che ti ha fornito il sole, la catena alimentare, fitoplancton, zooplancton e poi naturalmente va lì tutti i predatori e tutta la... Quindi tu riusciresti a prendere questo... Cioè, se tu la gestisci bene e riesci a prendere qualcosa che ti ha donato, paradossalmente, la catena alimentare, partendo dal sole, partendo dagli organismi fotosintetici, senza immettere niente nell'ambiente. Quindi se tu lo gestisci bene, l'impronta dell'uomo può essere veramente un'impronta marginale, però va gestita, va studiato. Bisogna studiare i regolamenti, bisogna studiare, bisogna applicarsi, bisogna fare soprattutto una pianificazione con la comunità scientifica. C'è tantissimo da fare. Paradossalmente dovremmo vedere il grande problema, penso, di tanti paesi europei, ma il problema dell'Europa, dell'Italia, è proprio che dovremmo avere lo sguardo a 10 anni sulla politica della pesca, invece paradossalmente siamo sempre in ritardo. Cioè dovremmo vedere come evolve la politica della pesca, ma così come tutti i settori, mi spiace dirlo, anche in agricoltura, per avere già la testa proiettata a 10 anni. Aggiungo anche che lo studio è anche politico. Dopo avremo Campomenosi e lo ricorderemo insieme, perché all'epoca condividevamo anche, diciamo, un po' di collaborazioni insieme. Questo WestMed c'è chi l'ha votato e chi non l'ha votato. Io da umile parlamentare italiano ho suggerito a chi era in Europa, io non ero in Europa, quindi non votavo al Parlamento italiano, ma votavo al Parlamento europeo, di non votarlo, comunque di battagliare, perché comunque sia erano delle restrizioni che poi ti arrivavano per la testa e era molto difficile riuscire a interagire, soprattutto per uno Stato che non ha quella capacità, quella reazione ai tavoli. Purtroppo qualcuno l'ha votato e ce lo siamo preso. Antonino, una considerazione finale, poi salutiamo l'amico Giovanni. Poco da dire, la cosa più importante è continuare ad alzare la voce, perché se distogliamo l'attenzione da questo, gli altri fanno quello che vogliono e l'opinione pubblica accetta supinamente tutto ciò, e non è assolutamente il caso. Quindi grazie Giovanni. Grazie a voi. L'ultimo appello per chi può essere che ci sente: ci siamo delegazioni di pescatori, compreso anche Lorenzo, che siamo nelle capacità di suggerire su Roma dei piani di gestione e far sì che questo governo si fa valere
a confronto dei pescatori e rispetti quegli impegni presi fin dall'inizio che aveva preso proprio con la pesca e i vari settori, che è una cosa che viene a mancare. Perciò vi ringrazio, vi auguro una buona serata e grazie sempre per dare voce al nostro settore. Grazie a te Grazie, Giovanni, buona dai, serata. ci aggiorniamo. Grazie Gio, salutami Porticello, ciao. E allora E allora? noi riprendiamo la linea e ce ne andiamo a questo punto verso l'appuntamento delle 18 con il direttore responsabile di Radio Libertà Giovanni Sallusti e come sempre il suo Liberamente. Lorenzo, abbiamo ancora un minuto e cosa ti devo dire? Dopo queste chiacchierate mi passa anche, purtroppo, io con te mi diverto perché ogni venerdì, lo devo ammettere, gli ascoltatori per me è una gioia, no? Perché mi sembra di essere un po' un cabarettista, no? Prendo quei 5 minuti che condivido con i tanti che ascoltano la radio, ma con Natalia, con la regia, che ringrazio tantissimo del lavoro che fa, perché insomma riesce a sopportarci, riesce a supportarci tutto il tempo e non è facile, perché anche con questi ospiti che vanno e vengono, quindi grandissimo lavoro di Natalia. Però dopo questo momento, dopo questi momenti, ricalibrare, perché poi ti avvilisci talmente tanto, perché vedi il lavoro e soprattutto, lo dico perché so che Radio Libertà lo ascoltano tanti anche imprenditori, magari gente che insomma lontano dal mare, che è difficile capisce le dinamiche della pesca, però capisce le dinamiche dell'impresa. Ci sono persone che hanno investito, che hanno preso magari la barca dal proprio padre, dal proprio nonno, no? I mestieri di famiglia e che si vedono lentamente, non neanche troppo lentamente, spazzare via e non riescono a capire il motivo. E vedono la propria barca messa in vendita, messa in demolizione, la propria passione. Sono brutti momenti. Va bene, con questa malinconia adesso poi passiamo a un momento altrettanto contemplativo con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. Ci sentiamo dopo di lui. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure,